Ecco, questo luogo, a parte, come vi dicevo, i personaggi che mi piace anche in qualche modo qualche volta riproporre al pubblico, come quello del quale adesso per esempio indosserò la giacca, perché questo luogo simboleggia non soltanto il mio camerino da attore, ma anche un po' la mia stanzetta da ragazzo, perché io appartengo a una di quelle famiglie, come ce ne sono tantissime per fortuna da noi in Italia, una di quelle famiglie i cui genitori si occupano solo ed esclusivamente della crescita, della educazione dei propri figli. E quindi a casa dei miei genitori, quando vivevo con loro, avevo una stanzetta tutta mia. La condividevo sì con mio fratello Elio, ma era comunque un luogo tutto mio, dove potevo immaginare il mio futuro, dove potevo sognare, fare un progetto di me. E questa situazione la vivevo per quello che era, un enorme privilegio. Mi chiedevo cosa sarebbe successo di me se questi privilegi non li avessi avuti, e mi chiedevo cosa succede a chi questi privilegi non li ha mai avuti. E mi veniva sempre in mente un personaggio retorico, che poi, come tutti i personaggi retorici, sono quelli pieni di significati. Mi veniva in mente un contadino siciliano, come se fosse l'ultima ruota del carro, quando invece sono la struttura portante, l'ossatura della nostra società. Un contadino siciliano umilissimo, ignorantissimo probabilmente. Cosa gli sarebbe successo la prima volta che si fosse rivolto in chiesa a pregare i santi? E l'ho immaginato pressappoco così. Ah, siete tutti insieme? Ecco, io non ho molta confidenza con voi. Non sono venuto mai. Una volta sola ero bambino, per la prima comunione. Non è che io voglio trovare scuse, ma in campagna io e gli altri ci alziamo all'alba e si torna la sera, troppo stanchi. Sono venuto per domandarvi un favore. Mia sorella Mela, eppure mio padre, dice che voi vedete tutto e sapete tutto. A me mi pare strano che voi proprio di me vi dovete ricordare, però uno della mia famiglia lo dovete conoscere di sicuro. Io sono il figlio maggiore di Agatina Sammaritano, che se n'è andata, chiamata da voi 3 giorni or sono. Sentite, ma voi altri per forza a mia madre dovevate chiamare. Non è che io ve ne voglio fare una colpa, perché fosse a voi in quel momento vi serviva proprio una femmina di 75 anni precisi, con 3 figli a carico, con un marito che ci doveva badare a una casa in costruzione pure. Ma comunque dice che deve essere così, che uno con la fede, piano piano, certo col tempo, dimenticato no, perché una madre non si può dimenticare, ma magari che sa, uno se le tiene dentro queste cose. Le ferite si cerca di rimarginarle come si può, come si può. Il motivo che io oggi sono venuto qua, in questa vostra bella casa, una chiesa, il motivo è una cosa di niente, anzi voi forse lo sapete già. È una cosa che si è sviluppata dentro di me da poco tempo e che ancora è già decisa, perché sono tutti d'accordo in famiglia, ma siccome ancora non è una cosa ufficiale, forse voi ancora non siete informati bene bene, va? E allora mi sono permesso che vi sono venuto a domandare una cortesia, una preghiera, una preghiera. Io ho deciso che mi voglio maritare con una ragazza di buona famiglia, ci voglio bene, veramente, ci voglio bene. Ora voi mi dovete capire a me. Siccome ancora il dolore per quella chiamata vostra di mia madre a così subito è stato forte, e siccome questa ragazza è un poco malata, non vorrei che Ida Assuntina, a così si chiama, aveva una malattia del sangue che i medici, ora vedi tu, i medici dicono che non è solo una malattia grave, è una malattia
rara per una femmina. Idra, Assundina, aveva quella malattia del sangue che... non lo so come spiegare, nella mia ignoranza. Insomma, Assundina, quando si taglia, non ci si fa la crosta, insomma. Perciò bisogna stare attenti, perché se no ci cade del sangue, povera picciotta. Ora però io a voi in questo momento, non è che io oggi vi sto domandando che voi me la dovete fare guarire subito. No, farla guarire subito, magari no. Io vi domando solo che ci fate venire le croste. A così Assundina campa chiossà di mia madre. Perché io volessi una famiglia tutta mia. Una famiglia tutta mia. E se Assundina mi lascia da solo, magari con qualche bambino, come è succeduto a mio padre quando vi siete chiamati a mia madre, io ci rimango male, ma stavolta male assai, va? No, per carità, sempre per preghiera. Mi posso maritare tranquillo, posso stare tranquillo. Certo, voi non mi aiutate però, non parlate, che lo devo capire io forse, dalle vostre espressioni, se mi avete detto di sì o se mi avete detto di no. Ah, comunque senza offesa, pure se io dovessi capire che mi volete dire di no, io ad Assuntina, ma a marito lo stesso. Certo, se voi mi voleste dare una mano, visto che c'è questa situazione, mi facesse campare un poco più tranquillo, un poco più sereno. Vabbè, insomma, mi sono trattenuto anche troppo. Chissà quanto che fare che avete voi qua, con tutti i cristiani che vi vengono a domandare favori. Ora me ne vado e magari, anzi, sicuro, ritorno, tutti i giorni vi vengo a trovare, tutti i giorni vi vengo a trovare. A così vi dico come vanno le cose, vi tengo informati su Assundina, perché avere delle persone come a voi vicino è di sollievo. Arrivederci allora, arrivederci. Posso stare sicuro? Sicuro, Sicuro,